Buongiorno, conosciamo oggi Viviana Stefanini dell'azienda Dynamic SRL ed è una startup innovativa che opera nel settore dei servizi informatici per l'agricoltura attraverso l'impiego di tecnologie all'avanguardia. Buongiorno, Buongiorno e grazie per l'invito. in quale anno ha dato vita al suo percorso imprenditoriale? Dynamica, diciamo, ha un percorso che comincia prima della sua costituzione, che è stato poi nel 2020. È un percorso, diciamo, frutto di visioni, di motivazioni e anche di fortunati incontri, direi. Da sempre, diciamo, avendo una cultura legata all'agricoltura, una famiglia di commercianti e una storia, una città da dove provengono i scemi fortemente legata all'agricoltura. Ho sempre pensato che la tecnologia dovesse essere messa a servizio delle aziende agricole, soprattutto quelle piccole, per eliminare tutta una serie di gap, asimmetrie informative, supporto e diciamo, consegnare a loro maggiore consapevolezza per affrontare tutte le sfide che si stavano diciamo, affacciando a quella che era la realtà. Parliamo già di un percorso che nasce 15 anni fa. Quindi da piccole idee, no? Piccole innovazioni, e siamo arrivati poi a costituire la società nel 2020. Bene. E come è nata la vostra idea imprenditoriale? Riprendendo appunto quello che era il concetto che dicevano, l'idea nasce proprio dalla volontà di supportare e affrontare dei bisogni che sicuramente erano emergenti, erano latenti 20 anni fa, ma che ancora ora sono sicuramente dei bisogni che meritano delle risposte. Eh, da un'emersione di queste esigenze, da una mia esperienza poi nel settore appunto agricolo, come consulente, come advisor, ma anche diciamo con l'esperienza di famiglia, con cui ci confrontavamo con centinaia di agricoltori. Ho piano piano maturato questa idea. Poi grazie a una serie proprio di fortunati incontri, e quindi arrivo ai miei soci tramite un incubatore, con una prima appunto esperienza, Alfonso Longe e Giuseppe Ferraro, con i quali poi chiaramente da un'idea iniziale invece abbiamo maturato un prodotto che non solo serve agli agricoltori, quindi è un supporto per il monitoraggio dei parametri, un supporto alle decisioni per quelli che sono il miglioramento delle pratiche agricole, anche volte alla sostenibilità, ma il prodotto è diventato qualcos'altro che insomma, magari poi scopriremo in seguito. Sì. E come riuscite a promuovere questo prodotto sul mercato? L'azienda è abbastanza giovane, quindi l'attività di distribuzione e promozione possiamo dire che è cominciata lo scorso anno. Attualmente ci stiamo muovendo su canali specializzati, che essendo un prodotto che è anche diciamo in corso di evoluzione, perché ci muoviamo anche con partner di ricerca. Siamo anche partner da dicembre 2024, abbiamo stipulato un accordo di collaborazione col CNR, abbiamo dei progetti in corso con il CREA, quindi questa è la nostra miglior forma di pubblicità: fare conoscere i nostri prodotti tramite canali specializzati, quindi i settori professionali, gli agronomi, la ricerca, che poi sono due dei segmenti a cui noi ci rivolgiamo. Le aziende ci auguriamo che man mano comincino ad apprezzare i nostri prodotti. Sicuramente adesso cominceremo anche una campagna massiva un po' più come dire, di comunicazione su canali quindi online, offline e tramite sempre distributori specializzati, però fondamentalmente attualmente tramite diciamo una nostra presenza in attività di ricerca, quindi contatti diretti e settore specializzato. Bene. E quali sono le sfide che la vostra impresa deve affrontare ogni giorno? Sfide ne abbiamo parecchie, perché ovviamente ogni azienda ha una storia, ma anche ogni contesto in cui ogni azienda si muove chiaramente offre delle opportunità, oppure presenta insomma degli ostacoli. Sicuramente
l'organizzazione non è facile da strutturare per una startup che magari fa fatica anche a trovare personale specializzato. Ad esempio, abbiamo provato tantissimo tramite le piattaforme dell'università, però siamo riusciti a reclutare poco o niente, quindi poi vai per contatti diretti e quindi abbiamo fatto fatica sicuramente da questo punto di vista. Un altro dei problemi sicuramente è quello di riuscire ad accedere facilmente alla finanza. Noi abbiamo attualmente cominciato con un autofinanziamento, quindi finanza ordinaria. Ci piacerebbe fare il salto di qualità e quindi siamo alla ricerca di un incubatore, un business angel, un investitore che realmente riesca a seguire il nostro percorso e a valorizzare quello che è il frutto della nostra esperienza e del nostro know-how. E devo dire spesso anche lì si fa fatica, facciamo eventi, facciamo tutta una serie di competition, però spesso ci rendiamo conto che c'è un po' di scollamento fra quella che è l'esigenza magari dell'azienda e poi la struttura di questi percorsi. Bene, adesso le faccio l'ultima domanda. Quale consiglio vorrebbe dare a un giovane imprenditore che si sta affacciando adesso nel mondo del lavoro? Allora, sicuramente un giovane imprenditore ha già di per sé un'indole, no, di curiosità, di voglia di fare. Io il consiglio che do è quello intanto sempre di essere pacati, nel senso e anche seri, no? Perché non mi piacciono, non lo so, i grandi annunci. Ho detto va bene l'entusiasmo, però bisogna essere seri, perché come dico sempre io ai miei, poi nei settori il mondo è piccolo, quindi bisogna essere, fare delle promesse e poi mantenerle, ma soprattutto poi bisogna anche non demordere, cioè avere chiaro che magari quello che abbiamo sotto gli occhi non è il potenziale che invece il mercato poi ci offre, quindi bisogna mettersi in moto, prendere gli aerei, prendere i treni, e questa è una delle difficoltà nostre, per esempio in Sicilia, no? La logistica sembra banale, ma crea distanze. E invece bisogna andare fuori, ricercare, perché poi il percorso imprenditoriale, come avevo già premesso, è anche tutto un percorso in divenire che ti porta a dei percorsi, ti porta a degli incontri e se si è determinati, si ha una buona idea e soprattutto se si studia, perché le buone idee devono essere poi anche realizzate e quindi da questo punto di vista bisogna, come dicevo, prendere le cose sul serio. Bene, ringraziamo Viviana per la sua testimonianza e complimenti per la tua realtà imprenditoriale. Grazie, grazie a voi e buona giornata, è stato un vero piacere. Grazie.